In questo periodo sto realizzando una serie di video che mostrano ogni aspetto della mia attività artistica, perché appunto penso che l'artista di oggi forse deve esprimere, deve mostrare, ecco, in questo senso, deve mostrare ogni aspetto della propria attività. Quindi vedrete dei video in cui dipingo, dei video in cui sarò impegnato, ad esempio, nella realizzazione di disegni, o ancora dei video in cui parlo della mia opera. Infatti ne ho già pubblicati alcuni, in cui descrivo in parte, ecco, cosa ho voluto esprimere con certe mie opere. E invece il video di oggi, che sarà seguito da altri video simili, sostanzialmente mostra le varie stanze del mio studio, della mia casa studio, dove mi sono trasferito da un anno e mezzo alla casa di mia nonna e qui vivo e lavoro. In questa stanza, questa è la stanza, diciamo, degli oggetti che userò per delle opere o la stanza dei supporti. Ecco, vediamo ad esempio qui ci sono degli oggetti che userò per un'opera, delle tastiere per computer, o ancora qui troviamo vari supporti cartacei. Ad esempio questo l'ho realizzato io in oro, che come si sa è uno dei miei colori preferiti, o come si capisce, ecco, guardando ad esempio i miei canali social. Questo è un oggetto un po' strano che userò per una piccola invenzione. Invece questi sono come possiamo dire, i semplici e tipici prodotti per la pittura: olio di lino, vernice di copale che serve per verniciare i quadri. Poi da quest'altra parte vi sono delle normali tavolozze in legno. Poi qui degli strani oggetti che mi servono per le mie invenzioni fotografiche, dato che ora mi sto dando anche alla fotografia. Qui cominciano invece i supporti, normali supporti in cartone, e poi questi supporti che ora veramente adoro, che sono delle sorte di lastre, ecco, di polistirene espanso si chiama, un materiale che ritengo assai interessante, liscio, che dà la possibilità di un segno molto sintetico. E infatti sto realizzando diverse cose in polistirene, cioè su polistirene. E poi invece questo piccolo e potremmo dire così, almeno piacevole per me, tour in una delle stanze della mia casa studio si conclude facendo vedere, mostrando, ecco, invece i supporti tradizionali da pittore o da disegnatore, che sono appunto tutte queste tavole. Queste sono tavole in legno, come vedete, di diversi formati, che io faccio tagliare in diversi formati, anche in formati un po' strani come questo, è molto stretto e lungo, perché come magari potrete vedere anche in certe mie opere uso questi formati o molto orizzontali o molto verticali, a seconda. Invece questi sono dei formati più normali. Qui devo fare un bel po' di disegni, e sono appunto delle tavole che poi io preparo con l'acrilico bianco, ed è una soluzione che trovo ottima sia per il disegno sia per la pittura a olio.